della partita valevole per la 22esima giornata del girone A di Serie C1 calcio a 5 e Merlo calcio contro San Vito, partita che deciderà tanto per la zona salvezza quest'oggi, con il Merlo a 25 punti e il San Vito a pari con il Sant'Isidoro in piena zona playout a 21, e quindi una partita da cui ci aspettiamo tantissimo, tanto equilibrio, tanta lotta, tanta foga. Entrambe le squadre giocano sicuramente per i 3 punti che da un lato significherebbero salvezza quasi certa per il Merlo e per il San Vito allontanarsi sempre di più dalle zone calde. Andiamo a leggere rapidamente le due rose a disposizione. Per il Merlo che schiera Taormina, Catalano, Marino, La Spisa, Sorrentino, Molinaro, Marco e Molinaro Mario. Poi Bongiovanni, Finazzo, Di Cara e Dell'Oio. Risponde il San Vito con Voltaggio, Lo Bianco, Cusenza, quindi Voltaggio, Antonio e Giovanni. Poi Parisi, Marotta, Pappalardo, Allegra, Rebei, Lucido e Bianchicchia. Verrà osservato anche un minuto di accoglimento. Si può cominciare adesso, la partita iniziata con qualche minuto di ritardo a causa della mancanza di un documento di un giocatore del San Vito. Adesso è tutto pronto, batteranno il calcio d'inizio gli ospiti con Allegra che è già sul pallone. Quintetto iniziale del San Vito con Allegra, Voltaggio, Parisi e Ammicchia in porta, e se non sbaglio come difensore centrale Lucido. Sì, no, scusate, è Lo Bianco. Risponde invece il Merlo, schiera Bongiovanni, Sorrentino, poi Catalano in porta, Mario Molinaro e Marco Molinaro. Che fare io? Ci c'è come si chiama? Che prima ancora qualche minuto di attesa, sembra poter mai iniziare questo match. Tantissimi problemi quest'oggi. Forse sembra poter essere arrivato il momento in cui Allegra toccherà il primo pallone di questo match. Gioca il San Vito, si inizia subito con il giro palla dei bianco-blu. Voltaggio, vuole andare subito verticale, La Spisa intercettato, ancora lui, gioca il 20, va sul fondo, fermato con il fallo proprio da Voltaggio, che aveva perso palla, aveva sghiasato, non era La Spisa ma si trattava di Cara. Subito grande azione del 20 con l'intercetto. C'era Bongiovanni da servire tutto solo in area di rigore, preferito andare da solo Di Cara,
e ha guadagnato fallo. Carica di Cara dentro, sposta di Cambicchia che si è fatto trovare subito attento, poi voltaggio a girare per un attimo Sorrentino a recuperare, fare la sua e guadagnare rimessa laterale. Molinaro e ancora di Cara a girare sempre con Molinaro, si ricomincia da Catalano. Molinaro contro, si è mosso bene Sorrentino e gira il Merlo. Di Cara, ancora Molinaro, gira sempre il Merlo per cercare lo spazio giusto. Di Cara sfida voltaggio, giro palla verso Molinaro, ancora Di Cara con la sua la porta avanti, forse un contrasto, c'è fallo con il direttore Di Cara che era lì a pochi passi. Allora ancora possesso per il San Vito che può ricostruire la sua azione con Lo Bianco e voltaggio. Parisi, Lo Bianco, spazio per Parisi, si muove l'8 bene, poi il pallone non è uscito per l'ottimo intervento di Sorrentino, poi regala però ancora una volta il pallone il Merlo. Di Cara recuperare, chiede calma Molinaro ma si distendono i rosanero. Bongiovanni avanza il 10, puntata e risposta di Gammicchia sul destro con la punta di Bongiovanni. Prima grande occasione di questo match per i padroni di casa. Ancora Bongiovanni a calciare, era più un tiro cross. Allegra cerca di far ripartire subito Lo Bianco qui sotto la nostra postazione. Bongiovanni però lo ferma e chiude in rimessa laterale. Appena entrato Pappalardo cercava il pallone verso Allegra, si sono capiti invece al 11. Molinaro, Di Cara, esce il pallone proprio per Molinaro. Bongiovanni viene incontro, prova a girarsi, è passato, non c'è fallo, la sblocca il Merlo con il suo capitano, con il suo numero 10 Bongiovanni. 1-0. In qualche modo sembrava chiuso in quell'angolo Bongiovanni, scivolone del suo marcatore e punisce il giocatore in maglia 10 e capitano dei suoi. Prova a spostare, grande chiusura ancora di Sorrentino che lotta, voleva ripartire, poi forse fa fallo, voltaggio se la va a riprendere, ancora voltaggio, risposta precisa e puntuale di Catania. Pappalardo, è uno schema questo con voltaggio che la stava mettendo dentro per Allegra, intanto Di Cara all'altro lato se n'è andato in mezzo a due, sgasa il 20 e poi forse fa un tiro cross, c'è stata deviazione, non è arrivato Bongiovanni che non è entrato sul secondo palo come richiedeva proprio il suo mister. È un pelo il 10, ci ho creduto perché quella era una gran palla di Cara che però sembra essere entrato alla grande nel match. Senza fretta ovviamente Molinaro a girare, perché il San Vito non pressa, non esce nessuno e il Merlo ragiona.
con Sorrentino e Molinaro. Gira palla, gira palla, gira palla, così. Di nuovo. Bongiovanni a far correre Molinaro che si è alzato, ancora Bongiovanni, prova a spostare bene, ricomincia. Molinaro Di Cara, siamo di nuovo verso l'area di rigore del San Vito. Di Cara sposta sul destro, Allegra a recuperare, a giocare sullo bianco. Vantaggio ancora lo bianco. Allegra. Oh, Ciaria, sposta sul mancino e rischia di perderla, Sorrentino la ruba. Si è fischiato calcio di punizione. Fai quello che dico io, levati sta palla. Sembrava così evidente il fallo del numero 4, però è stato fischiato dal direttore di gara. Ancora a spiegarsi Sorrentino con il direttore di gara. Di Cara. Va il 20 a sfidare Allegra, non c'è spazio però per offendere lì. Poi pallone complicato per Sorrentino che comunque lo gestisce bene col petto. Molinaro si appoggia a Di Cara che vuole il pallone sui piedi per puntare piuttosto che scattare come gli chiedeva il compagno dietro di questa trave. Bongiovanni prova a girarsi, poi perde il pallone il Merlo sulla verticale provata Sorrentino, voltaggio, stava per far partire lo bianco, ha capito Molinaro, Sorrentino allunga, passa su Allegra, avanza il 4, quasi area di rigore, ancora lui a girare all'altro lato Molinaro, c'è tutto solo Bongiovanni che non si appoggia a Sorrentino per chiedere il triangolo, ma calcio in porta, colpisce in pieno, se non sbaglio dovrebbe essere Pappalardo o voltaggio. E si ferma l'azione offensiva del Merlo che però era uscito molto bene. Il San Vito ha approcciato la partita in questo modo, un po' più difensiva e poi cercare le ripartenze, ma quando il pallone non viene gestito bene il Merlo esce in contropiede, può far male. Molinaro Sorrentino. Ora il numero 9 Di Cara. Sorrentino Molinaro senza fretta, senza ansia e senza pressione, soprattutto il Merlo. Adesso ci prova Bongiovanni a puntare voltaggio, raddoppiato da Pappalardo che la devia, si impegna ma non riesce a tenerla in campo. Di Cara scambiato con Molinaro, ancora Di Cara, sempre da Molinaro, gran triangolo chiuso bene fra il 9 e il 20, ottima risposta di Gammicchia che fa un grande intervento e tiene ancora a galla i suoi. Allegra, esagerato questo tocco per Pappalardo, non ci sono capiti due. Sono rimasti Quando è 1-1, giusto? 1-0 risultato. Magnifico. Magnifico, nessuno ammonito. Molinaro verticale, si capisce con facciamo di nuovo quello del braccio. Di Cara. Abbiamo fatto due movimenti opposti. Voltaggio Pappalardo, Allegra, lo bianco
Ora Voltaggio tappa largo, si muove poco, però il San Vito non riesce a trovare gli spazi giusti. Voltaggio riesce a giocare sullo bianco, punta Di Cara, non lo salta. Allora ancora una volta il Merlo si può distendere, c'è Bongiovanni tutto solo, Di Cara però scivola e non riesce a servire il suo numero 10, poi ritorna e fa fallo su Voltaggio. Guadagna cartellino giallo il numero 7 del San Vito. Poi Giovanni va a chiedere spiegazioni al direttore di gara, voleva il cartellino anche all'inizio della partita sul fallo che lì era completamente ribaltato, perché era in quell'occasione Voltaggio che l'aveva fatto su Di Cara. Stavolta è stato il contrario e il giocatore del Merlo ha preso giallo. Batte Pappalardo, 2 in barriera per Catalano. Pappalardo sbaglia tutto, può ripartire il Merlo in contropiede. Di Cara ha riconquistato 3 contro 2. Arriva Sorrentino, servito dentro. Ha provato a mettere il pallone per il suo capitano. C'era Bongiovanni sul secondo palo. Il pallone però non è arrivato a destinazione perché Gambicchia ha chiuso bene. Intanto il San Vito con Allegra che ha puntato verso la porta di Catalano e ha quasi centrato il bersaglio grosso. Prima occasione vera del San Vito con Allegra, con la punta ha cercato di battere Catalano. E intanto primo cambio anche per il Merlo. È entrato l'altro Molinaro dei Rosanero. Intanto il San Vito recupera con Allegra che voleva giocare allo bianco. Ottima chiusura della difesa rosanero. Ancora Molinaro va a girare. Di Cara, tanto spazio per offendere. Gioca su Marco Molinaro. Adesso Mario Molinaro prova il destro deviato. Scarica, vai a tirare un tiro buono. Termina fuori. Dagliela bene, faccio Buongiorno. Molinaro col sinistro gestisce male, recupera Allegra che stava per ripartire. Per sua fortuna c'è Mario Molinaro a recuperare, che gioca Di Cara dentro. Bongiovanni l'ha sfiorata sul secondo palo, forse l'ha anche toccata il numero 10 per un non nulla. È riuscito a mettere dentro la doppietta personale. Pappalardo entra a Voltaggio, è riuscito a tenerla in campo Catalano e non concedere nemmeno calcio d'angolo dopo l'ottima chiusura difensiva di Cara, che adesso gioca proprio da Marco Molinaro, che gira da Bongiovanni. Di Cara a Mario Molinaro. Di Cara a Bongiovanni, muove il rosanero. Di Cara, movimento di Bongiovanni a lasciare lo spazio da prendersi sul suo destro, che però è stato completamente ciccato. Voltaggio Allegra, scambio di nuovo. Lascietta gli scali, dai se ci fa. Non ti fai, quella casata ti devo spazio. Voltaggio, tanto spazio. Ha giocato sullo bianco, che ha provato la conclusione, riparte Molinaro, ritorna allo bianco che lo chiude. Buongiorno, Buongiorno, vero.
Mi raccomando, facciamo Don Giovanni, autore del gol che fino ad ora decide la partita, tutto Finazzo. Allegra. Voltaggio lo bianco, Pappalardo, punta di cara, va sul fondo, lo chiude il 20. Allegra per Voltaggio, Facciamo la Pappalardo, stessa palla. lo bianco gira per Allegra, ancora lo bianco, alza il pressing il Merlo. Pappalardo, Allegra, ancora spazio da questo lato per Pappalardo per offendere, centro sul sinistro con la punta, Catalano, che rischio per il Merlo. La sua difesa Catalano che non vuole disattenzioni, era passato alla grande Pappalardo, qui Voltaggio prova a fare come il suo numero 10, stavolta però non riesce a passare e allora riparte Finazzo. Molinaro ancora dentro, cerca il secondo palo proprio per Finazzo, recupera di cara, sposta, non c'è punizione, ancora fallo di Voltaggio su di lui, sempre loro due a contatto e da un lato e dall'altro. Punizione che vuole prendersi nuovamente Paolo Di Cara, se l'è guadagnata, la va giustamente a battere. Ancora una volta però è stato graziato Voltaggio, carica Di Cara, non calcia, va corto da Marco Molinaro che deve solo appoggiare 2-0, non calcia il 20 e appoggia per il 30 che condisce il 2-0 importante per il Merlo dopo aver rischiato sull'occasione di Pappalardo. Sentite infatti Catalano andare a richiamare i suoi, che vuole più attenzione, più concentrazione, il portiere del Merlo che adesso si trova 2-0 sopra sul San Vitolo Capo e fino a questo momento sembra veramente piatto, praticamente soltanto l'occasione di Pappalardo, ma qui ci prova con Allegra, va dentro da Voltaggio, è stata deviazione, ma forse ci sono cominciato a provare il bianco, lo bianco Pappalardo. Allegra, punta Molinaro, prova la crocchetta, poi con la punta deviazione calcio d'angolo. Occhio! Oh, aspetta! Vai! Pappalardo, Vai! lo bianco, pressing alto di Finazzo, deve salire, Gambicchia supera il centrocampo e può giocare senza i secondi, era giusta l'idea del portiere in maglia 22. Il passaggio però per Allegra non è stato dei più precisi. Va bene a posto, vieni qua, dai, su, dai. Danilo palla, Finazzo. Pappalardo, punta Finazzo, forse lo passa, così ferma e gioca da Allegra, il controllo però è molto complicato, Bon Giovanni rientrato in campo e con calma e attenzione ricomincia da Molinaro, Finazzo ora a ricominciare, comunque applaudito da Mario Molinaro, come sempre si prende qualche tempo di gioco per far salire i pressing degli avversari e poi uscire in azione palla a terra. Bon Giovanni voleva far correre proprio Marco Molinaro, lo duro del 2-0, qui però impreciso il pallone del punta Finazzo, è passato dentro
Gli è rimasto sotto il pallone a Pappalardo che a porta vuota non è riuscito a toccare il pallone per metterlo in rete. Questa è stata una super occasione per il San Vito. Che rischio invece per il Merlo. Però arrabbiato probabilmente Catalano. Rischia di dover andare a recuperare il pallone in fondo al sacco. Pinazzo. Scambio di Molinaro. Ancora a far correre il numero 9 destro. Gambicchia. Risponde bene. Lo scambiato bene Mario e Marco Molinaro. Dani, vivo! Si muove Bongiovanni, forse uno schema. Rimane però il pallone sotto a Marco Molinaro. Quindi regala il possesso a San Vito. Pinazzo quasi recupera su Allegra. Pappalardo la tiene in gioco per il 10 a spostare con la sola. Allegra ha chiesto il triangolo perfetto, ma non riesce a metterla dentro Pappalardo, che poi forse chiede anche il cambio, che arriva proprio in questo momento. Non è riuscito per 2 volte a metterla dentro Pappalardo. Ha avuto 2 grandissime occasioni sui suoi piedi, una sfortunata che è rimasta la palla sotto. Qui però doveva essere molto più preciso. Ha tentato anche Cosenza, che gioca proprio adesso il primo pallone della sua partita. Allegra sposta, va sul mancino. Pinazzo, ottima diagonale. Stiamo vincendo, ci nervosiamo. Palla finale. Voltaggio, Allegra passa alle spalle di Molinaro. Cosenza, ancora Voltaggio, che è sul triangolo. Cosenza! E ancora imprecisi però quelli del San Vito, che riaprono il match. A posto, non rompetemi le scatole, mi fate i vostri pezzi. Ragazzi, scusa. Te matti io, Ugo Catalano. Ma ci stiamo artificando! Ci stiamo Regalato però il possesso al San Vito. Voltaggio. Allegra lo bianco. Scende, Tornato il quintetto iniziale per Merlo. 2-2. Mico, non gli dai spazio. Ora Cosenza ha avuto sul suo destro un pallone importante per riaprire il match. Non è riuscito però a far male. Allegra, pallone Sorrentino e ancora laterale San lo bianco. Voltaggio, lo bianco gira verso Allegra. Cosenza la tiene in campo, non c'è fallo di Molinaro e si ferma a far ripartire Cosenza dallo bianco. Taglio perfetto di Allegra, è una gran palla quella di Allegra per Cosenza. È tornato però Molinaro e dall'altra parte riparte ancora Di Cara, non lo prende mai Voltaggio e calcia. Calcio d'angolo per il Merlo, che però aveva già chiamato il time out. facendo ridere chi sta. Però tanta confusione e nervosismo alle parti del Merlo, nonostante il doppio vantaggio.
Vabbè, non siamo Posso dire una cosa a Marco? Posso dire una cosa a Marco? No, mi interessa. No, una cosa solo. Ma non mi devi il canciapanella. Ho sbagliato a scalare. Non devi il canciapanella. Io ho sbagliato punto. Mancano due. Oh, state rompendo i coglioni. Mancano 2 minuti e mezzo. Luca, concedo. Non ho fissato per posti. Ma siamo a 0 per Ragazzi, gioco stai, 2 volte abbiamo lasciato lo spazio largo e sono entrati in mezzo. Lui sa un po' di questo gioco Samuel, Dani è suo. Calcio d'angolo Merlo. Due e mezzo. 2 e mezzo al termine del primo tempo. Sorrentino Molinaro. Scusate. Torna indietro da Di Cara. Sempre Voltaggio, chiesto il triangolo, è passato, che palla di Molinaro, Di Cara dentro, Bongiovanni! E poi triplo, quadruplo, rimpalla nell'area di rigore, Gambicchia alza il muro e dice no al 3-0 del numero 10. Di Cara ripartita da Molinaro. Sorrentino ancora Molinaro. Bongiovanni. Caldo. Sorrentino Bongiovanni. Forse toccato duro, c'era forse un fallo, Catalano l'ha tenuta solo per un attimo. Ressalto il San Vito, sembrava fallonetto. Quello su Bongiovanni ha preso un altro colpo. Voltaggio allo bianco, Cusenza mette il corpo, si gira, trova lo spazio per far male, per calciare, ce l'Allegra tutto solo, ha preferito però dare alla conclusione il numero 3, che però forse non aveva visto Allegra tutto solo. Adesso va Di Cara a puntare ancora una volta Voltaggio, che l'ha fermato poche volte in questo match, forse è la prima adesso, e cerca di dare un'altra palla, uno degli ultimi palloni di questo primo tempo al San Vito, con la conclusione di Allegra che termina fuori. Poi Catalano a far correre subito Molinaro, esce lo bianco, forse con la gamba tesa, ma non c'è fallo. Vai, Paolo. Paolo, dietro, Paolo! Copertura, Mario! Sorrentino gira il Merlo con tranquillità, attendendo probabilmente forse soltanto la fine di questo primo tempo. Bongiovanni, Di Cara, puntalo bianco, la laterale bianca. Comincia a uno al termine. Voltaggio. Cusenza lo bianco. Allegra ha donato per un attimo la posizione di pivot, qui Voltaggio prova a girarsi, lo passa su Molinaro, Bongiovanni tutto solo da poter servire, avanza Molinaro, perde il tempo, Di Cara stava andando dentro da Bongiovanni. Che intervento in chiusura difensiva di Voltaggio, è tornato alla grande il numero 7 in scivolata a chiudere il passaggio a porta vuota di Di Cara per Bongiovanni. Parte dal fondo il San Vito con Allegra. Bianco lascia Allegra per Voltaggio, stanno per finire i secondi, 10 sul cronometro. Sorrentino in rimessa laterale. Calma. 7 secondi. Vabbè, 17 secondi. Oh, occhio.
Ehi, Mario, non ti fai scaricare palla. Mario, non ti fai scaricare palla. Gioca lo bianco da Voltaggio, ultima occasione di questo primo tempo, probabilmente ha capito tutto Sorrentino, è scivolato Voltaggio, riparte in contropiede del Merlo, parla per Bongiovanni! Nelle mani di Cammicchia che prova a ripartire alla fine questo primo tempo, contropiede San Vito, ha sbagliato tutto Voltaggio, la porta è vuota, Molinaro non calcia perché c'è lo bianco in porta di Cara, aveva chiesto il triangolo, ha recuperato il San Vito, ma è finita qui. Finisce ora il primo tempo, va a riposo 2-0 il Merlo sul San Vito. Ci vediamo fra pochissimo alla seconda frazione di gioco. Perdere col Gela fa parte un po' del percorso, un po' di tutte le squadre. Noi ci volevamo provare. Quello che è un po' è il rammarico è che abbiamo preso gol subito, potevamo tirarla un po' più a lungo e sperare di rendere una vita un po' più difficile al Gela. Non ci siamo riusciti, però comunque vada, dobbiamo dire che non è da queste partite che passa la nostra salvezza. Oggi eravamo in enorme difficoltà perché 2 squalificati più quello che è uno dei giocatori più importanti che abbiamo non stava al meglio, quindi chiaramente poi esce questo risultato ma che dobbiamo soltanto accettare. Ripeto, nulla di grave, fa parte del percorso, 5 partite sono tante, daremo di tutto. Sono contento anche di come hanno approcciato il secondo tempo i ragazzi, no? Negli spogliatoi ci siamo un attimino guardati, cercare di capire come affrontarla un po' meglio anche a livello tattico e basta. Poi abbiamo affrontato il secondo tempo, i ragazzi sono impegnati, ecco, e quindi più di questo non potevamo, su un risultato già compromesso. Importante non avere preso altre squalifiche e niente di più, ecco. Si pensa sicuramente di dare tutto, come daremo tutto da qui alla fine dell'anno. Sicuramente sarà una partita complessa perché Castellammare è un avversario secondo me importante, un avversario che ha fatto un campionato tranquillo, sarà sicuramente difficile, però noi ci vogliamo salvare perché penso che ce lo meritiamo, che i ragazzi se lo meritano e quindi faremo di tutto per portare punti via. Credo in primis nella salvezza, poi se dovesse arrivare diretta, perché ci sono ancora le chance e le possibilità per farlo, bene, altrimenti ci giocheremo una partita in più perché giocare il play-out non vuol dire essere retrocessi, ecco. A Mark il mio augurio più grande di una carriera felice, piena di traguardi personali e collettivi, un ragazzo che si è meritato questa possibilità perché quando era qui ha dimostrato tanta professionalità, tanto impegno, tanti allenamenti extra, e culminate poi con delle partite importanti che gli hanno concesso prima la convocazione in nazionale e poi appunto questa possibilità. L'augurio appunto di una carriera piena di soddisfazioni. Lui sa che è soltanto all'inizio e non è un punto d'arrivo e quindi avrà sempre il mio appoggio come suo allenatore del passato. Gli voglio bene, gli mando un abbraccio. Complimenti ai ragazzi perché hanno approcciato bene la gara. Siamo partiti subito forte, l'abbiamo sbloccata, chiaramente il primo tempo si è chiuso con un risultato di 3-0, il secondo tempo abbiamo realizzato il quarto gol e la squadra fino alla fine non ha mai mollato sia in fase di possesso che in fase di non possesso, perciò sono contento e faccio i complimenti a tutti, a chi chiaramente ha giocato dall'inizio e chi è entrato dalla panchina. Sa dimostrare che il nostro centrocampo riesce a fare entrambe le fasi di gioco, sono contento, è normale che quando ci sono questi risultati così rotondi, so che gli attaccanti vorrebbero realizzare la rete, però hanno fatto un grandissimo lavoro lì davanti tutti i nostri attaccanti, bene per i nostri centrocampisti che hanno realizzato il gol, però c'è tanto lavoro da parte di tutti e questo è quello che deve essere stimolo per tutti per cercare di alzare l'asticella, di migliorare sempre e di continuare il nostro percorso per come stiamo facendo. Le nostre mezzali fanno tanto lavoro di ripiegamento, di pressing, di riaggressione, però nello stesso tempo riescono ad attaccare l'area avversaria e perciò va bene. È normale che non è facile, però oggi sono stati particolarmente premiati per tutto il lavoro che hanno prodotto i nostri centrocampisti, perché ha fatto gol anche Privitera, perciò va bene così. Santo è un leader di questa squadra come tanti altri calciatori, oggi ha realizzato un gol chiaramente dalla lunga distanza, sono quei gol che fanno i giocatori che hanno qualità e personalità. E adesso ci godiamo questa vittoria e guardiamo, da martedì inizieremo a preparare un'altra finale, le restanti 5 per noi sono tutte finali, come ho detto già
dalla settimana scorsa, perciò ci godiamo questo e da martedì testa all'Oratorio San Ciro, perché dobbiamo continuare la nostra striscia e il nostro percorso, senza guardare gli avversari, guardando sempre e comunque di migliorare le nostre prestazioni da qua alla fine. È normale che io da allenatore, come ho sempre detto, anzi vieto anche ai nostri dirigenti di portare telefonini in panchina, perché non voglio farmi distrarre, non dobbiamo distrarci da quello che sono i risultati degli altri cambi. Noi guardiamo il nostro percorso. È normale che ho sentito un po' l'esultanza, ma per me non è cambiato niente. Io guardo in casa nostra, so che mancano 5 partite, so che devo cercare, assieme al lavoro dello staff e della squadra, di vincerle tutte, poi a fine campionato tireremo le somme. È tutto pronto per far ripartire questo match. È il secondo tempo in cui ovviamente il Merlo attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi. Tutto il contrario, il San Vito da destra verso sinistra. La prima posizione di gioco è terminata 2-0 per i padroni di casa, che però hanno avuto tantissime occasioni mai sfruttate. E dunque vediamo se il San Vito in questa seconda frazione di gioco ci crederà un po' di più e proverà a riaprire il match. Abbiamo detto questi sarebbero punti pesanti per entrambe le compagini che si stanno giocando la salvezza. Allegra, puntaggio, puntaggio, tanto spazio per girarsi e pensare alla conclusione. La effettua. Non era stato così serrato il pressing da parte di Molinaro in questa occasione. È sempre stato durante il corso del primo tempo, quindi Puntaggio però aveva avuto il tempo per girarsi. Bongiovanni di cara Bongiovanni, quel movimento lungo sorrentino che viene servito però adesso col tacco, lascia ancora Bongiovanni. Ottimo movimento del 10 che poi prova con la punta, fermato però il suo destro. Ancora Molinaro a giocare da Di Cara. Movimento profondo ancora di Molinaro che è passato. Ha risposto bene. Fabri! Molinaro, Catalano, verticale, tunnel bellissimo di Di Cara su Allegra, giocata di filo del numero 20 che adesso scatta pure, trattenuto da parte di Allegra che prende il giallo. Che molto nervoso, molto nervoso l'attaccante del San Vito. La precedenza lamentava un fallo non fischiato ai suoi danni da parte di Molinaro. Qui lo fa, fallo, prende il giallo. Catalano, movimento profondo di Bongiovanni, visto e servito, Cusenza ha chiuso benissimo a fare partire il San Vito. Puntaggio 1 contro 1 con Di Cara, ancora Puntaggio, attacca, ha capito tutto Di Cara, esce alla grande il numero 20
che giocata. Poi Sorrentino non sa più chi servire. Ora Di Cara sposta e mette dentro. L'ha toccata sul secondo palo Bon Giovanni con la punta e fa 3-0. Era questo quello che gli chiedeva il mister, attaccare il secondo palo sulle conclusioni in diagonale di Cara dopo un primo tempo in cui ha provato a trovare le misure giuste. Adesso ci riesce il capitano del Merlo ad attaccarlo quello del secondo palo e a far male. 3-0 per i padroni di casa e doppietta per il numero 10. Cosenza, lo bianco, ancora 1-3, verticale, voltaggio, adesso ancora lo bianco, voltaggio, finta, sinistro, no, va col destro con la punta, è uscito Catalano a mangiarlo e dire no almeno alla prova del numero 7 di riaprire la partita. Di Cara chiede il triangolo a Sorrentino, c'è più lo spazio per servirlo, ci prova adesso Molinaro e arriva Di Cara. Senza fa scorrere per lo bianco, poi movimento troppo lungo del numero 3, non si capiscono i due. Sorrentino sposta, allegra fallo, era già ammonito, distrutta la partita dei bianco-blu, super nervoso il numero 11 che prende cartellino rosso, addirittura fermato anche da Molinaro perché il nervosismo poteva portarlo a fare cose sbagliate nei confronti del direttore. Si complica ancora di più il match del San Vito. Un po' di protesta del San Vito nei confronti del direttore di gara. Adesso si è ricominciato con il San Vito, ovviamente con uno libero. Sorrentino la mette dentro, doppia deviazione e laterale verde. Antonio! Veloce, c'è quello veloce! Di Cara, Bon Giovanni cerca lo spazio, chiuso bene con Bianco, chiede pazienza. Diagonale sempre, lascia la parallela. Panchina del Merlo. Sorrentino, Di Cara, Bon Giovanni, secondo palo, era tutto solo Sorrentino, anche Molinaro però per lo scarico non è arrivato. Bon Giovanni, ancora lui, dentro! Ancora una volta a cercare Sorrentino, chiuso lo bianco e sta per fare un gol. Di Cara Molinaro, Sorrentino, stavolta c'è Bon Giovanni sul secondo palo, servito male però impatta bene il numero 10. Gambicchia dallo bianco, Cosenza mette il corpo, prende il fallo. Di Cara, tanto spazio per Molinaro, dall'altro lato servito da Bon Giovanni. Di Cara, ancora Bon Giovanni,
Sorrentino sull'uscita di Gambicchia, poi si impegna, ma forse fallo, il numero 4. Abbiamo fatto 2 falli già contro 4. Quanto siamo a falli? Si è alzato il 22, fortunatamente Distanza! nessun problema. Gambicchia, voltaggio, deve portare lui avanti il pallone ai suoi, è passato il numero 7. Io protesto perché sono il fallo e chiesto. Io mi fanno tiro. Se non è fallo questo io non tiro. Come? Tu non l'hai visto da questo lato o solo quello dall'altro lato? Giallo per un componente della panchina del San Vito. Sembrava netto il fallo su voltaggio. Il direttore di gara però lì a 2 passi ha dato simulazione. Dai, ma 15 secondi, ma! Occhio! Di cara. Spazio per Sorrentino. Stabilita la parità numerica. Ci siamo È adesso, entrato Pappalardo. ci siamo! Paolo, raga, mettiamo! Sveglia! Da bianco, voltaggio. Sempre tante proteste qui sotto la nostra postazione. Non accennano a placarsi su tutte le furie della panchina del San Vito. Di cara, rimpallo, buon Giovanni, vuole far correre proprio Di cara, fermato allo bianco. Aiuto qua! Muovila, Buon Giovanni. Sorrentino. Ancora Buon Giovanni, sbagliato il pallone verso Di cara, ha recuperato un voltaggio. Senza Pappalardo. Lo bianco è tentato deviazione, calcio d'angolo San Vito. Sei Antonio! Sei! Bianco, tanto spazio, non calcia, regala a Di cara, contropiede, Di cara, è passato, Di cara contro Gambicchia, dentro per Pappalardo che prende in pieno la traversa, si mangia il match point, il merlo probabilmente in questa occasione. Voltaggio, quasi rischia, regala il pallone a Sorrentino. Lo bianco avanti Cosenza, non si gira. Pappalardo. Voltaggio, movimento di Pappalardo che sposta, chiusura di Molinaro. Voltaggio appoggiato allo bianco, che giro palla Pappalardo, Cosenza non la stoppa. La spesa sbaglia tutto, recupera Voltaggio.
Va Voltaggio a calciare, Catalano chiude bene, poi Di Caro prende con intelligenza la rimessa laterale. La Spisa prova a puntare Cosenza, sbaglia tutto. Prende giallo a Spisa. Mister Gallo. Attacca messa bene. Si può calciare, Voltaggio, sposta destro, provato poi Cosenza con l'esterno, era difficilissimo. Molina va lungo dalla Spisa che non può arrivare, Gambicchia a far ripartire Pappalardo. Voltaggio, dato spazio dentro per Cosenza che è anche acciaccato, va alla conclusione. Vieni Piero. Giovanni, veloce. Infatti esce il 2-3. Vai, Antonio, gioca! Male! La Spisa palla! Rimani, palla la Spisa! Voltaggio, Lascia il taglio! Non ci andare! Gambicchia ha provato a scambiare con Lucido. Prende lo spazio per servirlo. Catalano. Ora, sali ora! Ora ci vai! Non c'è più il portiere! Si è allargato per ricevere Molinaro. Va bene! Vai! Capito, con Finazzo. Pazienza! Adesso Voltaggio. Pappalardo, lo bianco, ancora Voltaggio chiude bene Finazzo. Viene anche in campo. Poi Molinaro a lungo, lo bianco rischia tanto. Quasi gliela ruba la Spisa. Siamo 5! Voltaggio. Siamo 5! Gambicchia si è spostato dalla porta. La porta è vuota totalmente per il San Vito. Per il salto, infatti la Spisa ha provato a giocare con il quinto uomo di movimento, il San Vito, in questo caso il portiere. Infatti sale ancora Gambicchia, lo vedete, tutto sulla destra. Lo bianco, Voltaggio. Pappalardo. Gambicchia. Giro palla del San Vito e pressing coordinato da Molinaro lì dietro. Lucido. Pappalardo. Non trova lo spazio il San Vito. In qualche modo Pappalardo. Qui Gambicchia sposta. Steso da Catalano, che ha rischiato tantissimo. Si può ripartire.
continuano imperterrite le proteste del San Vito. In questo caso sembrano lecite, perché ha corso un super rischio Catalano. Sembrava poter essere concesso il calcio di rigore. L'arbitro però era lì, non se l'è sentita di fischiare. Gambicchia, voltaggio. Pappalardo ancora, voltaggio. Sposta Pappalardo. Poi voleva andare a calciare con la punta. Si tocca però il pallone con il piede sinistro mentre stava andando a calciare con destra. Poi fallo chiamato a Di Cara. Peppe, siamo 5, Peppe! Peppe! Punizione del Pappalardo, voltaggio. Lo bianco di prima, lucido, trova lo spazio per metterla dentro, ancora lo bianco. Voltaggio lo bianco, gira lucido, pressa Finazzo con il raddoppio di Molinaro e chiude in rimessa laterale. Anche un in più in campo, il San Vito però non riesce a rendersi pericoloso. Lo bianco mette dentro proprio da Gambicchia, la porta è vuota, attenzione Di Cara prova a ripartire, Bongiovanni ancora di chiave, deve tornare in porta Gambicchia, Di Cara sposta, prova la conclusione, lo bianco chiude bene. Andiamo! Allora prova a impostare ancora una volta l'azione offensiva in 5 contro 4 il San Vito, lo bianco. Adesso di voltaggio, deviazione di Finazzo, lo bianco, ancora a giocare da Gambicchia che sposta e va ancora da lo bianco, voltaggio Catalano, risponde bene, poi Bongiovanni può calciare subito, poi la porta vuota, non è riuscito però a interpretarla bene. Lo bianco, voltaggio, ancora lo bianco, voltaggio, finta di passare e cercare invece la conclusione, non ha trovato lo spazio giusto, poi Gambicchia sbaglia completamente il tocco verso lo bianco. Pallone. Si riparte da Catalano. Si dovrebbe dato Bongiovanni, lo bianco ha recuperato spazio per il 2. Si è da ritrova lì Catalano, che rischio. Di Cara sarebbe tanto con la sua panchina Catalano, intanto dall'altro lato Di Cara è passato Finazzo dentro, se l'è mangiato Di Cara, ancora una volta il match point con Finazzo, la riparte il San Vito, voltaggio, miracolo di Catalano col gambone a tenere i suoi sul più 3. Non vuole concedere nemmeno una speranza agli avversari Catalano. Dentro il pallone di Lo Bianco, complicato per Gambicchia che comunque prova a calciare ma ha subito un bruttissimo infortunio, si è girata forse la caviglia o il ginocchio, speriamo niente di grave. Sentite le sue urla.
Uscito accompagnato anche da Catalano, il portiere del San Vito, a cui auguriamo già pronta guarigione, che ambicchia e va in porta all'altro. Voltaggio del San Vito, Giovanni, e si può ricominciare. Il bianco ha anticipato Don Giovanni. Lo bianco sale ovviamente stavolta è Voltaggio al posto di Gambicchia, che è entrato e va a occupare il secondo palo. Il bianco lo serve proprio adesso. Pallone complicato perché è salito Molinaro a pressare Di Cara, a porta vuota, sbaglia ancora il match point. Don la vogliono chiudere. Carica e vieni, Giovanni. Carica e I vieni, ragazzi del Giovanni. Merlo. Aspetta Antonio, aspetta Antonio. Piero. Lucio mette dentro, deviazione di Molinari. Voltaggio. Fallo forse di Molinaro, non sanzionato. Voltaggio, Cosenza, mentre effettivo il quinto uomo del San Vito. È riuscito Voltaggio, ancora la porta è vuota però con Bon Giovanni che ci prova, allo bianco a intercettare. Continua. Voltaggio a tenerla in campo. Pappalardo, Voltaggio lucido, scambiano ancora loro. Lo bianco e ricomincia Voltaggio, lucido, non calcia. Pappalardo, si deve sbrigare il San Vito però perché il tempo scorre. Lo bianco, Voltaggio, lo bianco va sul fondo, prova a spostare su Di Cara che lo chiude, calcio d'angolo. Pappalardo fa scorrere Di Cara, ha capito tutto, la porta è vuota. Bon Giovanni può calciare, non lo fa con intelligenza, lascia in porta Cosenza e portiere non è. Di Cara, giro Pallamerlo, stavolta sì che è passato il San Vito. Catalano, Finazzo, Molinaro, è passato, tanto spazio per Finazzo, è passato ancora Molinaro, stavolta si è chiamato fallo. Ci voleva forse il vantaggio. È time out. Time out fischiato dal San Vito. Tre al termine. Attacca Gio. Gioca Finazzo. Lungo lancio di Molinaro, lo bianco si appoggia da Voltaggio che regala a Bon Giovanni. Ancora Bon Giovanni, Finazzo può calciare, Finazzo dentro. Poi ancora il pallone torna a Bon Giovanni, azione calcio. Dai,
Di Cara torna indietro, Molinaro, Bon Giovanni, Di Cara, movimento profondo, 1 contro 1 contro Pappalardo, va lungo, bella palla per Bon Giovanni, che paratona di Voltaggio. Di Cara, secondo palo, si è mosso bene e ha provato il destro al volo Finazzo. Vieni Giovanni, vieni Giovanni. Niente da fare. Lucido, non bianco, però lucido. Senza sbaglia tutto e questo fa capire il momento degli ospiti. Ormai sembrano aver definitivamente mollato il match anche psicologicamente. Qui Bon Giovanni dentro la Di Cara, altro super intervento di Voltaggio che è entrato benissimo nel match, ha fatto 2 grandissime parate. Bon Giovanni fa corto verso Finazzo, si riparte a Molinaro, verticale Finazzo, non punta Pappalardo ma ricomincia. Perché Davide? Finazzo, tutto solo a questo lato Molinaro servito adesso. Calcio il 9. Batti e vieni Giovanni. Non bianco. Voltaggio, gioca Pappalardo verso Cosenza, non c'è spazio più per servirlo. Però ormai si aspetta solo il fischio finale che avverrà fra pochissimo. Voltaggio, lo bianco dentro Pappalardo, sbaglia pure la giocata, voleva pure il passaggio più facile, allora Catalano prova a calciare direttamente alla sua porta. Calcia l'ale, calcia tu. Ci ha provato Catalano. Voltaggio avanza e finisce qui 3-0 per il Merlo che si allontana dalla zona di retrocessione. 3 punti importantissimi. Il San Vito rimane ancora lì nelle zone calde. Un saluto da parte di Sportismi e Davide Sgretti.